Come se stiamo prendendo gusto a tenere le partite in bilico. A parte gli scherzi, sì, abbiamo avuto tante occasioni che se le avessimo sfruttate sicuramente avremmo sofferto meno, però alla fine non posso che ringraziare questi ragazzi. È stata una settimana veramente pesante, veramente importante. Abbiamo iniziato a Montelepre, poi la trasferta in Coppa, il passaggio del turno, ora questa partita vinta. Sono veramente contento. Abbiamo fatto una buona prestazione dal mio punto di vista. È chiaro che se poi non fai gol quando hai le occasioni diventano tutte difficili, però devo essere sincero, devo fare complimenti anche agli avversari. Sono una buona squadra di categoria, infatti non a caso non avevano ancora perso in questo campionato, quindi siamo veramente contenti, dai. In questo campionato tutte le partite sono difficili, io non guardo, noi dobbiamo guardare a noi stessi, Regina Mundi, ma poi in questo campionato non c'è solo il Regina Mundi, tante squadre sono di valore, c'è il Montelepre settimana scorsa mi ha impressionato, c'è l'Aspra, c'è lo Sport Palermo, ma ne potrei citare ancora altre, per cui l'unica cosa che noi dobbiamo guardare è il nostro cammino, non possiamo focalizzarci sugli altri, per cui continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Ripeto, era una settimana particolare, molto intensa, avevamo tanti ragazzi fuori, ma veramente siamo stati veramente bravi a portare l'intero bottino a casa in questi 6 giorni e chiaramente fa morale per il gruppo e si lavora sempre meglio quando si vince. Da 2 settimane che abbiamo Rama a centrocampo, vabbè, Daniele lo conosco da anni ormai, per cui sicuramente è qua per darci una mano e già lo sta facendo egregiamente. Là chiaramente col ragazzino dovremo parlare, ha commesso un errore, un'ingenuità, però dico, sono ragazzi, fortunatamente non l'abbiamo pagata cara e quindi deve capire che chiaramente questi gesti non fanno che danneggiare la squadra e anche lui, però avremo modo di chiarire col ragazzo, un ragazzo per bene, un ragazzo in gamba e sono sicuro che non lo farà mai più. Rientra Andrade dopo le 3 giornate di squalifica e insomma speriamo di recuperare ora via tutti gli altri e continuare su questo cammino. Già lo sapevamo che era una partita difficile, ma abbiamo lottato fino all'ultimo e ci siamo portati questi 3 punti a casa, che era fondamentale. Lo dedico a tutta la mia famiglia, ma soprattutto alle mie bimbe, Chloe e Anita. Già lo sapevamo che sono tutte le partite tutte difficili, ma ce la metteremo sempre tutta.